Ciao, benvenuto. Oggi sono su un itinerario ricco dal punto di vista storico. Sto risalendo la vecchia mulattiera militare che permetteva ai militari di raggiungere la sommità del Quel della Barretta. Sono partito, ho lasciato la macchina lungo la statale 13 presso il ponte di Cadramazzo, l'ho attraversato, sono passato per il borghetto ormai abbandonato e ho preso il sentiero 619. La prima parte è stata abbastanza ripidina, in 3 tornanti avevo fatto già più di 100 metri probabilmente di dislivello e adesso devo dire che continuo abbastanza su pendenze ben decise. Come ti ho appena detto, questa era una vecchia mulattiera, il sentiero praticamente percorre quasi interamente la vecchia mulattiera, che portava per appunto i militari sulla cima dove c'era una cannoniera. C'è ancora la galleria, è visitabile, e non era il fronte, era la seconda linea, però era una postazione abbastanza importante perché permetteva di controllare la Val Canale. È quasi un'ora che cammino, purtroppo la giornata è un po' nuvolosa, un po' uggiosa, umida, fa comunque caldo, è un po', cioè, è umido, quindi si suda, sto sudando un casino. Le, Meno male che le nuvole sono alte, per cui sulla cima non dovrei avere problemi. Peccato per il panorama, perché ho idea che non si vedrà un granché. Comunque adesso riparto, pian pianino, continuo la salita. A dopo! Dopo circa 2 ore e mezza sono arrivato sulla cima del Quel della Barrette. C'è una piccola croce e un tavolino con delle panchine. La vista non è male, si spazia dalla Valdogna al Canal del Ferro e per l'appunto, cioè anche, sì, insomma, dalla cima si capisce come mai abbiano deciso di costruire quella super galleria che ho già visitato, e di posizionare dei pezzi di artiglieria, perché per l'appunto
si domina senza problemi una buona fetta del Canal del Ferro e praticamente tutta la Valdogna. Sotto tra l'altro c'è anche un cartello che spiega un po' cosa avevano portato e come avevano orientato le feritoie per utilizzare i cannoni, e sembra che dopo la disfatta di Caporetto, grazie comunque alle cannoniere posizionate verso il Canal del Ferro e la Valdogna, siano riusciti ad arrestare un po', a rallentare lo sfondamento degli austro-ungarici a seguito di Caporetto. Il confine, il fronte passava su queste cime, il Piper, Due Pizzi laggiù, poi qui c'è tutto il sentiero Battaglioni Gemona che fa tutte queste creste, e poi lì Sella Bieliga. E quest'inverno con Enrico e Michele eravamo stati qua sopra, ho fatto il video anche, in caso dopo lo metto in descrizione, sul quel, come si chiama quello lì? Club Forat mi pare, questo. Eravamo partiti da sotto dal paesino lì, siamo andati su. Adesso è giunto il momento di mangiarsi il panino. Mi sa che mi sposto un po' più in sotto perché purtroppo ci sono le nuvole e c'è un po' di aria e non è proprio piacevole stare. La panchina lì è una gran figata, c'è una super vista, però purtroppo non è così piacevole, per cui mi sa che torno giù sotto dove c'è la galleria e mi mangio il panino e dopo riprenderò la strada del ritorno, che insomma dovrei stare un po' meno, però comunque una bella camminata abbastanza lunga. Questa alle mie spalle è l'ingresso della galleria, è abbastanza estesa e al suo interno erano ospitati 4 cannoni da 125 mm e 2 da 75, portati su con un sistema di paranchi e probabilmente coi muli, già nel 16. Qui il quel della Barrette è stato fortificato nel 1916, poi nel 17 hanno costruito anche la teleferica. Prima mi sono fermato quando salivo, ho mangiato una roba nei pressi di una struttura nel bosco, quella lì era la stazione di arrivo della teleferica che partiva sotto da Cadramazzo, dal paese dove sono partito, arrivava qui
po' più in basso della cima e poi scendeva giù in Valdogna. Anche in Valdogna è presente la stazione di arrivo ed è questo sistema che portava, penso, viveri e materiali. Oltre alla galleria, alle cannoniere ci sono ovviamente baraccamenti, non ci sono trincee, o perlomeno forse sono interrate, probabilmente siccome c'era la galleria non servivano. Ci sono un paio di posti di vedetta e qualche baracca in calcestruzzo, poi probabilmente c'erano baraccamenti in legno che ormai sono andati distrutti. Ad ogni modo le opere militari sono conservate molto bene, la galleria è perfetta, è piena di stanze, ha veramente una volta anche molto ampia, è stato veramente un gran lavoro. Adesso mi sono mangiato il panino e riparto piano piano. Dovrei stare un'oretta e mezza, 2, vediamo, lungo la strada. Tra l'altro adesso devo stare attento di ricordarmi. Salendo, diciamo, purtroppo ho trovato 2 carcasse di stambecchi. Una era nel bosco, era già abbastanza anche in avanzato stato di decomposizione. La seconda invece era in un rigagnolo, probabilmente l'animale o è stato colpito da qualche roccia o è scivolato sul ghiaccio, purtroppo durante l'inverno capita, e poi soprattutto a inizio primavera, in questo periodo è facile trovare ancora delle carcasse in quanto non vanno in decomposizione, gli animali iniziano a mangiarle, ma insomma diciamo che in questo periodo può essere comune trovare degli animali morti. E poco prima di arrivare a questa carcassa ho visto 5 grifoni, si sono proprio involati a pochi metri da me, e intanto che li guardavo ne sono partiti altri 5, quindi ho capito che c'era qualcosa ed effettivamente c'era questo stambecco morto. Adesso devo cercare di ricordarmi, quando mi avvicino, di cercare di fare meno rumore possibile. Vediamo se ci sono ancora, perché salendo avrei dovuto girare, mi sarei proprio ritrovato vicino agli animali. In realtà adesso scendo un po' più dall'alto, il sentiero è abbastanza dritto e rettilineo, forse riesco a beccarli. Però era veramente, devono essere stati almeno 10, ne ho contati, ne ho contati 5, forse se ne è involato qualcun altro, magari più in alto, quindi almeno una decina di avvoltoi che si stavano mangiando il povero stambecco. Sono arrivato al punto della carcassa, è proprio qui dietro di me. Purtroppo i grifoni non ci sono. Sono tornati sicuramente perché la carcassa è girata rispetto a come era prima, quindi devono essere tornati a mangiare ancora un po', però non ci sono. Ho fatto con calma, però non c'erano più. Peccato. Comunque stamattina è stato veramente figo. Ora adesso non so se probabilmente questo, cioè come ti dicevo prima, la questione di trovare animali morti a fine inverno, inizio primavera può essere comune. Si possono trovare camosci, caprioli, stambecchi. Purtroppo questi animali si muovono anche d'inverno e possono venire colpiti da valanghe, da frane, oppure possono a loro volta scivolare. E magari poi anche questi incidenti succedono anche più in alto. Poi la neve, ci sono valanghe, slavine, quando la neve si scioglie le carcasse vengono trasportate e lungo i collatoi d'acqua di solito restano incastrate, altrimenti finiscono sotto nei fiumi. Questo fatto, che purtroppo può sembrare triste, sicuramente per lo stambecco è un fatto triste, però per altri animali è molto importante. Oggi in questo caso c'erano i grifoni a mangiarlo, probabilmente questa carcassa è stata mangiata anche da altri animali come volpi, magari cinghiali, altri avvoltoi qui non ce ne sono, ma in altre zone dove ci sono altri avvoltoi, come che ne so, il capovaccaio o il gippetto, anche quelli vanno a nozze con queste carcasse. Poi ogni animale sceglie cosa mangiare, ad esempio le volpi, gli sciacalli, ma anche i lupi ogni tanto, se trovano una carcassa non è che gli fa schifo, anche l'orso magari mangiano le parti più morbide, mentre i grifoni sono in grado anche di mangiare le ossa, per cui le spaccano con il becco
e riescono anche a mangiarsi quelle, quindi il cadavere dopo una settimana, anzi anche dopo un paio di giorni viene completamente pulito. Questo adesso sì, è stato completamente girato rispetto a prima, magari ecco non te lo faccio vedere, cioè non è proprio un bello spettacolo, è quasi del tutto scarnificato, e c'è ancora un po' di carne, un quarto posteriore sembra una zampa, e quindi sicuramente qualcun altro ci tornerà. Adesso è pieno di mosche e per fortuna l'aria tira in quella direzione, perché già stamattina c'era un bel tanfo, adesso probabilmente sarà ancora peggio. Bene, sono quasi arrivato a valle, mi mancano mancheranno ancora una cinquantina di metri di dislivello, ma insomma qui il sentiero è abbastanza ripido, quindi dovrei coprirli in pochissimi metri. Allora, è stato un giro interessante, soprattutto per quello che si trova in cima, per cui la galleria e anche lungo la strada i resti delle opere di guerra. È anche un bel sentiero perché si infila nella forra del torrente Cadramazzo, credo che sia omonimo delle quattro case qua sotto, ed è veramente, si è in alto in questa forra, sotto scorre l'acqua, si sente, poi ci sono degli scorci sulle cascate, sui salti d'acqua. È davvero un bel sentiero e non ha particolari difficoltà tecniche, però sicuramente è sconsigliato per chi soffre di vertigini o comunque non si sente a suo agio a camminare in esposizione. È vero che c'è molta vegetazione, però 3/4 almeno del sentiero sono su cengie erbose, rocciose. Il sentiero è sempre largo quel metro e mezzo, però a destra salendo, a sinistra scendendo c'è il dirupo verticale. Ci sono un po' di alberi, però se qualcuno dà fastidio non credo che sia il massimo. Poi altre difficoltà, forse la lunghezza, comunque sono più di 10 km e circa 1100 metri di dislivello, quindi bisogna essere allenati. Ci sarebbe un altro sentiero un po' più corto con meno dislivello, che è il 620, che parte da Patocco nell'altra valle, nella valle di Salanevea, di Chiusaforte, però è chiuso a seguito dell'incendio del 2013, mi pare, sui monti lì della Val Raccolana, e l'hanno dismesso e non l'hanno mai più sistemato. Credo che si riesca a passare. Leggendo su internet ci sono un paio di recensioni di gente che l'hanno fatto negli ultimi anni, e ci sono un paio di pezzi critici dove è franato ma si passa ancora. Oggi ho letto il quaderno sulla cima, a febbraio, gli ultimi prima del lockdown sono stati a febbraio delle persone, e loro scrivono che sono saliti per questo e scesi per il 620. Ora non lo so se siano arrivati a valle, spero per loro. Forse si può passare, indubbiamente un bellissimo sentiero quello, io lo vedevo dal mio versante guardando l'altro su una super cengia, deve essere molto bello anche quello, perché tra l'altro anche quello deriva da una vecchia mulatiera, però al momento il 620 è stato chiuso. Alla fine è uscito anche il sole, adesso c'è sempre un po' di aria, un po' di sole, si sta meglio di stamattina, e quindi insomma mi è andata bene anche per quello. Purtroppo ci sono un po' di zecche, ne ho scacciate un paio dalle braccia e dai pantaloni, non dovrei averne addosso. Adesso
quando arrivo giù mi darò un controllo. Comunque ho utilizzato l'autan, insomma il repellente. L'impressione che ho avuto è che ce ne siano parecchie, probabilmente l'inverno non troppo freddo ha aiutato questi fastidiosi parassiti a superarlo. Allora io spero che anche questo video ti sia piaciuto. Come al solito magari ti lascio la traccia GPS sotto in descrizione, magari qualche link con la descrizione, con l'itinerario. Però insomma alla fine, se vuoi farlo, non è difficile. Sentiero 619, ok, 619. Il periodo dell'anno, direi che forse si può fare anche tutto l'anno, è abbastanza in ombra. È chiaro che la vegetazione, soprattutto qui sotto, magari quando inizia a crescere in maniera un po' più vigorosa, magari può dare fastidio, però sì, penso sia un giro che si possa fare un po' tutto l'anno, magari consigliato inizio primavera o fine estate. Io ti ringrazio per avermi seguito, ti saluto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao, a presto!